Non si hanno loro notizie da un anno esatto, dal 15 dicembre 2018, da quando è apparso il loro ultimo messaggio su Facebook. Parliamo di Luca Tacchetto ed Edith Blaise, i due giovani partiti per un viaggio in Africa e scomparsi quando avevano appena raggiunto il Burkina Faso. La meta finale doveva essere il Togo, dove non sono però mai arrivati. Lui, architetto di Vigonza, nel Padovano, lei, la fidanzata artista canadese. La loro scomparsa è ancora un giallo a un anno di distanza. Nessuna conferma ufficiale è mai arrivata sul loro eventuale rapimento. Solo il premier canadese, lo scorso gennaio, aveva detto di avere buoni motivi per ritenere che fossero in vita. Poi solo mezze ammissioni, frasi avvolte nel mistero, speranze e trattative segrete. Un anno difficile per la famiglia Tacchetto, il padre è stato sindaco di Vigonza, che non ha mai voluto commentare le notizie, tranne che sottolineare come il Ministero degli Esteri, la Farnesina, sia in costante contatto con la famiglia, aggiornandola sulle iniziative prese per trovare i due giovani. Ufficialmente però novità non ce ne sono. Logico che la pista del rapimento sia quella più seguita, anche se mancano testimoni o rivendicazioni, e così a Vigonza e Sherbrooke, la cittadina canadese di Edith, si continua a sperare.